Stati Uniti celebrano il giorno della fine della Seconda Guerra Mondiale. Oggi, come 75 anni fa, è tempo di ripartenza. Da Londra il corrispondente Stefano Tura. Per sconfiggere il virus abbiamo bisogno dello stesso spirito che ebbe quella generazione gloriosa che vinse la guerra contro la Germania nazista. Nel 75° anniversario della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale, il premier Boris Johnson, durante l'omaggio alla tomba del milite ignoto nell'abbazia di Westminster, ricorda il coraggio e la forza d'animo delle donne e degli uomini che combatterono per la libertà e si augura che la stessa determinazione possa tornare oggi per battere un nuovo nemico perfido e invisibile. L'8 maggio del 1945 a Londra centinaia di migliaia di britannici scesero in strada a festeggiare dopo che il primo ministro Winston Churchill annunciò la vittoria e la fine delle ostilità. Quindi si strinsero nell'abbraccio con re Giorgio VI, la regina madre, la giovane Elisabetta, la principessa Margaret e lo stesso Churchill affacciati al balcone di Buckingham Palace. Oggi, a causa del lockdown, le strade della capitale britannica rimarranno deserte. Tutte le parate e i festeggiamenti sono stati cancellati. Alle 21, ora in cui 75 anni fa Giorgio VI parlò via radio alla nazione, la BBC trasmetterà il discorso della regina Elisabetta dal castello di Windsor.